I numeri sono certificati da Unioncamere, ANPAL, Excelsior e fotografano la situazione delle imprese venete aderenti a Confindustria Veneto Est, che comprende l'area metropolitana di Padova, Rovigo, Venezia e Treviso. Sono 133.670 le assunzioni previste per il primo trimestre 2023, assunzioni in aumento di quasi il 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma una su due rischia di rimanere vacante, con punte di oltre il 65% per ingegneri elettronici e informatici. Le figure professionali che mancano di più sono i profili tecnici, quindi sia laureati in discipline STEM, tecniche e scientifiche, ma anche i diplomati ITS degli istituti tecnici superiori, così come i diplomati degli istituti tecnici e professionali nella scuola secondaria. Le imprese cercano laureati, ingegneri, economisti, personale medico-sanitario, matematici, informatici e filosofi. Di questi solo a gennaio in Veneto ne servivano 7.000. Mancano anche diplomati negli ITS, gli istituti tecnici. In particolare si cercano persone formate in ambito meccatronico, digitale e nel settore moda. Per questo Confindustria torna a proporre il progetto "E dopo il diploma cosa farai da grande?", rivolto ai giovani e alle famiglie in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, perché i percorsi di formazione tengano conto delle attitudini di ognuno, ma anche delle figure professionali necessarie. Ci sono tuttora dei pregiudizi legati per esempio alla presupposta inferiorità dei percorsi tecnici e professionali nelle scuole superiori, piuttosto che legate a un tema di genere, nel senso che ancora troppo spesso si pensa che magari le materie tecniche e scientifiche siano meno adatte alle ragazze.